non avessi paura. Dimmo, ma non mi blimmo, io vado avanti. Ho paura, ma non mi fermo. Perché io pretendo i miei diritti, sono nella mia terra, nella mia nazione, sono in casa mia. Certo, sono privato di ogni diritto e della mia libertà, perché anche col fatto di quel giovane talento che si è messo a cantare fuori dai coglioni, lo hanno denunciato e subirà un processo. Io di processi devo subire anche quello di vilipendio alla bandiera. Cosa mi devo aspettare? Cosa posso fare? Mi è tolto la corrente, messo sotto sequestro la casa, mi hai rubato i soldi del condono e di un processo farsa con le tue leggi truffa. Mi rimane solo la vita e finché questa mi rimane continuerò la resistenza e lotterò sempre come ho fatto, pacificamente, continuando a chiedere e rivendicare i miei diritti di cittadino sardo, di indigeno. Vorrei capire dove sono i valori di questo Stato invasore. Vorrei capire il capo supremo delle forze armate dello Stato invasore, garante della Costituzione e delle leggi. Dov'è la democrazia? Dov'è questa democrazia che tutti i giorni ci vuole far credere? Presidente di turno in questo momento è Mattarella. Niente di personale, sia chiaro. Questo è il suo turno. Ma chiunque fosse al suo posto avrei detto le stesse parole. Avrei usato lo stesso tono. Perché da capo supremo delle truppe di invasione lei è il massimo rappresentante. E mente, sapendo di mentire, parlando di libertà, sapendo che la Sardegna è una colonia. Lei sa bene che la Sardegna, questa terra, è una colonia che è occupata militarmente. La libertà è una farsa. Siamo sotto il gioco di Roma,
vengono alimentati a corrente. Io tutti i giorni devo andare al distributore e comprare la corrente a prezzo di benzina. Ditemi voi, dove sono questi valori della Costituzione italiana? Io ringrazio amiche e amici. Continuerò questa mia lotta pacificamente e vi lascio dicendo: Sardegna non è Italia, a fora Italia della Sardegna. Resistimos.